Putei, ciao Putei. E nonno vi conta, qua assieme all'orso. E a fiaba di un cuo si chiama e occhi parlanti. E ora, che era una volta una famiglia puarita, che aveva e possedeva solo dei occhi e ne aveva altro che qui. E ogni mattina una delle putee passava per le vie del paese coi suoi occhi a portarle fin dentro al mare. Quando che qua era arrivai, e occhi si tuffava subito in acqua e si lavava e poi si metteva a pascolare là vicino. A sera tornava a casa tutte quante, sempre portate da sta putea. Una mattina intanto che occhi e era a bagnarsi, da un'onda del mar grossa, si veniva fuori una bella tosetta, vestia tutta di azzurro, coi man piene di gran. Ma si avvicina ai occhi e che ha offerto il gran. E occhi ciò e ha mangiato tutto avidamente perché gli piaceva. E intanto che a piccola guardiana restava a occhi verti a guardare a scena cosa che stava per succedere. E alla fine ha visto la fanciulla, quella vestita tutta di azzurro, tornare dentro il mare e con un tuffo si è scomparsa tra le onde. Mamma mia, a putea riportare a casa tutte le ocche e per strada a sentire parlare. E occhi che diceva glu glu, giù al mar son vegnu e a bea gove du e la nada il formenton in man. Mamma mia, a sentire occhi parlare, tutti che cominciarono a seguirle. E a casa ben presto si è impegnato di gente, tutti a guardare ste occhi che parlava. Ma come hai fatto? Ma come è possibile una roba del genere? E nessuno voleva credergli. Però, la mattina dopo, tanti che seguivano fino al mare e occhi qua putea che le accompagnava. E ha visto coi propri occhi che dopo un fiantin si è venuto fuori dalle onde sta putea vestita tutta di azzurro e ha il gran in man e gli ha offerto le occhi. E ciò, e ste qua tornando in drio a sera verso casa ancora glu glu, al mare son vegnu e a bea mega vedu alle nega da il formenton. Ciò ben presto sta roba che succede è una storia dei occhi parlanti a sega propagare per tutto il paese. Fino al re si è venuto a conoscenza di questa storia. E ciò, a sto punto il re ha detto, voglio andare a guardarmi di persona se sta roba è effettivamente accaduta. E così il re è andato sul posto e si è fermato un fiantino lontano dalla gente perché non voleva essere riconosciuto. E dopo si arriva ai occhi, cioè subito, e a putea vestita di azzurro, si è venuto fuori dal mare, che ha offerto il grano turco a piene mani a ste occhi. E il re si è avvicinato subito e ha domandato, ma come mai ha il potere di far parlare gli occhi? Non lo so, ha risposto a putea, a me mi ha buttato in mare tanti anni fa e difatti mi posso vivere sia dentro in acqua che fuori dall'acqua, ma ormai il mare è anche la mia vita, e che ha risposto a Tosita. Ma adesso che sono io fuori, potrei venire a Palazzo con me. E mia madre sarà felice di conoscerla, gli ha detto il re. Sì, volentieri, ha risposto la Tosita del mare. E ora si è montata in macchina con il re e l'ha portata da somare a Palazzo, dove chi ha fatto molto di feste a sta Tosita che viveva nel mare e che veniva fuori con tutte le vesti asciutte come se non fosse mai stata in acqua. Al doveva essere
un gran mistero, tutti quanti che commentava. Ormai se qua danno altri, che ha detto la regina madre, e non puoi fare altro che sposarmi fio. Non so che ha risposto a Tosita, non so se posso restare o se chi che mi ha buttato nel mare e vuoi che torna là. No, ciò, ha detto il re, mia voglio sposare e attendo serata per un periodo di tempo e dopo potrà tornare a vivere come tutti. E così ciò si è avvenuto, proprio così. E si sa combinare, e si sa sposare, e ha fatto le nozze composte, sorsi peai, con teme a vostra, che a mia, la cosa contata. Le ha piaciuto, potei, alla prossima.